Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo in una zona super famosa del Genovese, ovvero quella zona che è sopra le Torri Arenzane in direzione del Passo del Faiallo, dove ci sono veramente tantissimi sentieri. E partiremo da questa bellissima località che si chiama San Bugo. Come raggiungere questa località? Uscendo sull'autostrada 10 a Genova-Pra, gireremo a destra, troveremo la deviazione prima per il Passo del Turchino che non prenderemo, attraverseremo Voltri, poi in fondo a Voltri gireremo a destra, prenderemo via delle Fabbriche che ci porterà proprio al paese di Fabbriche dopo un tot di chilometri. Strada un pochettino stretta, quindi fate molta attenzione se volete venire qua. Passato il paese di Fabbriche, qui dovete fare molta attenzione che la strada non si vede molto bene. Dopo Fabbriche si passa sotto il ponte dell'autostrada e c'è questa deviazione a sinistra in discesa. Dopo questo piccolo pezzo così girerete a destra e in circa 10 minuti si arriva al paese di San Bugo. Che giro faremo oggi? Oggi partiremo di qua, andremo fino a raggiungere il Passo della Gava, che è un passo importantissimo dove si ci arriva sempre, poi andremo in direzione del Monte Argentea fino a un punto chiamato la Colletassa e poi niente, qui decideremo se fare la cresta che porta al Monte Argentea oppure un sentiero laterale che comunque ci porterà al famosissimo rifugio Argentea che si trova sull'alta via di Montelibero. Gireremo adesso, noi percorreremo un pezzetto fino al Passo Vaccaria, saliremo sul Monte Areja, scenderemo nuovamente in direzione del Passo della Gava senza passarci e passeremo da Rifugio Gibel, di cui io ho un bellissimo ricordo di tanti anni fa, e attraverso un altro sentiero poi ritorneremo qui a San Bugo. Il nostro punto di partenza è la chiesa di Santa Teresa e prenderemo via Antonio Zaghi, su di qua. Giriamo a destra. Siamo sempre nel tratto tra San Bugo e il Passo della Gava, che dire, ho appena attraversato 2 o 3 volte un ruscello e quindi il terreno, come potete anche vedere, è minimamente tecnico, però bisogna stare attenti. Ora da qua al Passo della Gava ci sarà ancora un pezzetto di salita. Eccoci arrivati, eccolo qua il Passo della Gava, un passo dove ha circa 5-6 incroci.
tra i monti e il mare. Stiamo arrivando a un altro incrocio, non difficile questo. Eccolo qua. Pratica, da questo lato qua si arriva alla casa della Gava e può venire bene per chi arriva dal Monte Argenteo e andare giù verso Arenzano. Noi invece continuiamo di qua. Siamo sempre sul sentiero che dal passo della Gava ci sta portando alla Colletassa, dove c'è la salita al Monte Argenteo. Questo tratto qua, il primo tratto, il sentiero era abbastanza stretto, non pericoloso, però sempre giusto metterci la giusta attenzione. Prima di continuare su questa bella sterrata facciamo un salto a vedere il riparo Bunicco, che è qua dietro. Andiamo a vedere. È un bel riparo. Come dicono sempre i miei amici Omar e Francesca, quando venite a riposarvi, a mangiare in un riparo così, se potete, anzi sicuramente non lasciate disordine. E se avete la possibilità anche darci una ripulita. Ammirate. Il bellissimo riparo Fasciun. Qui da riparo Fasciun, come abbiamo visto anche prima, c'è una deviazione che porta al rifugio Argenteo. Noi invece vogliamo faticare un po' di più e andiamo in direzione della Colletassa.
Godetevi anche questo nuovo passaggio su queste rocce, che è qualcosa di fantastico. Qui da questo incrocio si divide in sentieri dove si può arrivare di nuovo direttamente al rifugio Argentea passando di qua. Invece noi proveremo a fare la salita al Monte Argentea andando di qua. E nei pressi di questo albero giriamo a destra. Ragazzi, siamo arrivati sul Monte Argentea e ne è valsa veramente la pena arrivare fin qua. In fondo al video vi dirò un po' le caratteristiche di questo sentiero, non adesso. Intanto adesso godetevi un po' tutto questo. E quello lì è il famosissimo Monte Rama. E dopo essere passati su una serie di rocce, adesso siamo praticamente arrivati al rifugio Argentea, che lo vedo là di fronte a me. Eccolo qua il meraviglioso rifugio Argentea. Ancora un po' di panorama di alto livello. Lasciamo il rifugio Argentea e ci dirigiamo verso l'alta via. Qui da questo cartello incrociamo l'alta via, però attenzione perché è facilissimo sbagliare. Non dobbiamo prendere questo sentiero qua di fronte, ma andare qua a destra. Andiamo in direzione del passo Vaccari. Quel colore laggiù in fondo sembra il mare, invece siamo sul lato padano. E quello lì è la Rocca Vaccari. E questo è lo stesso panorama di stamattina con una luce diversa, ma da un punto più alto. Laggiù si vede l'albergo Nuvola sul mare, quello lì è il Monte Reija che raggiungeremo. Siamo arrivati al passo Vaccari in quadrivio. In questa direzione si prosegue con l'alta via e si raggiungono le meravigliose case Tassara prima di arrivare al passo del Faial. Per andare sul Monte Reija andiamo di qua. La croce del Monte Reija. Qui dalla croce del Monte Reija, per andare in direzione del nostro ritorno, andiamo di qua. Questo è il famoso sentiero che arriva al passo della Gava, ma come vi ho detto questa mattina ne faremo circa 2/3, poi gireremo per passare dal rifugio Gilwell.
E qui arriviamo al famoso bivio, quello che non dovete assolutamente sbagliare. Di qua a destra si va verso il passo della Gava, che è vicinissimo. Noi invece gireremo di qua. Il bellissimo rifugio Gilwell. Salutiamo il mitico rifugio Gilwell e continuiamo in direzione di Sambuco. Tra un po' ci sarà un altro bivio. Eccolo qua, un altro bivio. Qua si ritorna nuovamente al passo della Gava come prima. Noi giriamo di qua. Andiamo in direzione del Brick Malanotte. Video finale qui a 2,5 km da Sambuco. La bellezza della gita l'avete vista e è inutile commentare, spero veramente che guardandola possa servire a portarvi a fare dei giri, questo o altri, in questa bellissima zona. Mi vorrei soffermare invece sulle cose tecniche, per esempio il sentiero in salita che porta al Monte Argentea così non è adatto alle persone che non camminano, è molto pendente, ripido, però è corto, quindi con dei bastoncini, gente che è abituata a camminarlo si può fare. Il sentiero si vede, non si vede, però con un'applicazione in mano che dovete sempre avere, così si può fare tranquillamente. Invece il discorso dei sentieri tecnici l'ho fatto tante volte, così in questa gita ce n'è qualcuno. Per sentiero tecnico intendo dire sentieri dove non sono lineari, bisogna stare molto attenti dove si mettono i piedi, quindi il concetto è questo, adatto a tutti così. Bene, ora finisco il giro, così che nell'ultima parte ci sarà un sentiero un po' tendente in discesa. Guardate sempre la traccia sviluppata, perché qua c'è un intreccio di sentieri incredibile, e oltre a guardare la rappresentazione per fare il giro, se volete farlo, così se volete farmi delle domande sempre disponibile, perché magari le mie considerazioni non bastano per l'interesse di tutti, così niente, ora continuo il mio giro. Iscrivetevi al canale, perché date la possibilità di far girare i video alle persone e conoscere soprattutto posti differenti. Questi posti qua i genovesi li conoscono tutti, però magari gli spezzini no, e se si viene a Genova si può dire che bello quel posto là, e quindi essere utile sempre una cosa bella così, e se voi vi siete date questa opportunità. Tutto lì, ora continuo e con voi ci vediamo alla prossima gita. Eccolo qua l'ultimo bivio importante, Sambuco, Passo del Faiallo, Passo della Gava. Noi andiamo di qua.